Visibilmente commosso il presidente dell'Agrias Giovanni Castronovo al termine della partita, che ha visto la vittoria contro una squadra forte, quella del San Cataldo. Lo ha dato a vedere in sala stampa, gli occhi lucidi e la voce rauca. La rete realizzata all'ultima azione dal numero 7 Biondo è stato un vero capolavoro agonistico, una rovesciata che ha lasciato tutti di sasso e che ha permesso alla squadra di Mutolo di arrivare così a 11 punti. Subito sopra ci sono lo Sporting Vallone, il Geraci con 12 punti a testa, posizionata saldamente con 15 punti il Dattilo. Le forze dovranno ben calibrarsi per la partita contro il Canicattì di domenica prossima, ferma a 7 punti. Nel frattempo, mercoledì, altra sfida con il San Cataldese per il ritorno di Coppa Italia. Il presidente Castronovo spera molto nell'appoggio dei tifosi che sono tornati domenica scorsa presenti alla curva sud, gli Ultras, e intanto si parla di un rinforzo in attacco proveniente dalla serie superiore per fare ancora più forte il reparto avanzato della squadra. È stato un primo tempo molto tattico dove la San Cataldese conosce le nostre fonti di gioco e ha cercato più che altro di contenerle con un pressing che sarebbe stato inumano tenere per 90 minuti. Nel secondo tempo abbiamo pigiato sull'acceleratore e forse alla fine del primo tempo la squadra si è resa conto del lavoro che stava facendo, perché è entrata in campo ovviamente contratta dopo una settimana comunque difficile dove c'è stata molta tensione, sapevamo che magari la gente non era contenta, noi stessi non eravamo contenti e quindi c'era la paura di sbagliare. Nel secondo tempo ci siamo scrollati di dosso questa tensione, siamo passati meritatamente in vantaggio, poi abbiamo cercato di contenere la San Cataldese e, come è capitato già con Castellammare, abbiamo preso un gol già nel recupero, ma con una deviazione, perché ancora una volta l'abbiamo bendata in un attimo, ci ha girato le spalle e poi subito dopo si è ricordata di noi. Però voglio dire, è stata un gol d'antologia quello di Giovanni Biondo, voluto, cercato e niente, quindi penso che questi sono 6 punti, non sono 3 punti, una vittoria che vale il doppio, che ci rilancia in classifica, ci rilancia sotto il profilo del morale, sotto il profilo dell'autostima e ripeto, da questa vittoria ripartirà la caccia dell'Agrias alla vetta della classifica. Soddisfa più emozionale e forse all'ultimo quel guizzo di Giovanni Biondo che è stato dovuto anche all'incitamento della curva, quindi mancava l'ultima componente per completare il mosaico della famiglia Agrias, adesso è arrivato e ci proiettiamo con serenità, con fiducia alla partita di mercoledì prima in Coppa, dove siamo rabberciati, siamo stanchi, siamo a pezzi, però da qui a mercoledì cercheremo di recuperare forze e fare quello che è possibile. Poi domenica abbiamo una grande sfida contro un'altra grande del campionato, che è il Canicattì. Il campionato sta entrando nel vivo e oggi l'Agrias manda un messaggio agli altri pretendenti: noi ci siamo.